Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo, non lasciate tracce. Bene, prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Guard, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, e ormai sapete tutti che i migliori iscritti del mondo Face ce l'ha il The Guard Marietto Veneziano, e se volete alle 20:30 ogni lunedì sera il The Guard Marietto Veneziano su Telegram, coadiuvati sempre con Damilas. Su Telegram tengono un percorso esoterico nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini. I link li trovate qui sotto in descrizione e se lasciate anche un super like e un bel commento, il vostro Marietto è contento. Bene, parliamo un po' di non lasciare tracce, ma qui parto un po' da distante, da qualche anno fa, quando ho già raccontato in quella micropillola, quando un nostro amico di un gruppo misterico andò lontano a casa sua a 75 km per mettere un circuito radionico sotto un confessionale, e poi arrivò da me, mi fece testare la foto che aveva fatto senza dirmi che cosa c'era sotto confessionale, e il vostro Marietto 10.000 bovis prese un colpo elettrico alla mano, si spaventò un pochino. Al che cosa successe? Aspettammo che arrivasse la nostra veggente di Roma, una bravissima veggente di Roma, e questa ci spiegò che 300 anni prima sotto in quel posto c'era praticamente è stato un monaco che aveva piazzato nelle segrete, nelle cantine sotto, un marchingegno che praticamente invertiva la corrente energetica di quel posto. Quel posto infatti era famoso per essere una strada energetica molto potente, ma la gente non sa che 300 anni fa è stata convertita da positiva in negativa, quindi tutti quelli che vanno in un certo senso a prendersi energie lì si vanno a prendere energie non positive ma negative, no? Questo per dirvi che dal titolo non lasciamo tracce, e che noi purtroppo, come questi tizi hanno lasciato delle tracce, il vostro Marietto Veneziano se ne è accorto 300 anni dopo, anche se era sottoterra a 750 km da dove abito io, tranquillamente con una fotografia. Figuriamoci se noi lasciamo tracce con le nostre foto sui vari social e entriamo nei gruppi spavaldi, anche se siamo nascosti dietro un nickname o una falsa foto. Quindi l'importante, cari miei, è non mettere troppe foto nostre in evidenza, perché ci potrebbe essere sempre qualcuno birichino che non gli piace tanto fare, come si suol dire, il bravo, e quindi di conseguenza quando voi lasciate qualsiasi cosa che vi possa ricondurre alla vostra scia energetica, se non avete un profilo basso potreste sempre capitare nel radar, diciamo così, di questi personaggi che si divertono a fare i birichini. Quindi, anche perché ultimamente è entrato nel gruppo di Telegram personaggi, diciamo così, che forse non hanno capito come gira il mondo e magari pensano di fare i birichini perché sanno fare 4 spadate o 4 hackerate. Cioè, se il vostro Marietto è riuscito a individuare gente che 300 anni fa faceva il birichino stando seduto a 750 km a casa, figuriamoci oggigiorno, che voi mettete quasi quasi anche il vostro DNA nei vari social. Quindi, cari amici, sempre attenti a non essere troppo esuberanti, a non litigare con troppi, cercate sempre di avere una foto che non richiami troppo voi stessi, non mettetevi sul mercato come se fosse dei polli da spennare, perché c'è sempre gente che gira sui social, non tanti chiaramente, ma che hanno le competenze di succhiare e di vampirizzare e di mandare magari qualcosina di poco simpatico alle altre persone. Quindi attenzione, cercate sempre di mettere il vostro cerchietto di fuoco intorno a voi, la vostra
ovetto luminoso, la vostra meditazione a stella di Davide. E cari miei, attenzione ancora di non mettervi troppe foto di voi in costume, insomma di non attirare troppo l'attenzione, perché c'è sempre gente che si diverte a fare biricchinate. Bene, detto questo, il vostro Marietto veneziano vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di YouTube di De Gara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, dove anche nel sito alcapitano.altervista.org, e sotto in descrizione ci sono i link, ci sono i vari ebook gratuiti da scaricare con le varie protezioni. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!